600 atleti hanno partecipato ai campionati veneti Under 20 a Bassano del Grappa. In un'intensa 2 giorni valida per l'assegnazione dei titoli individuali si sono messi in mostra molti tra i migliori talenti delle categorie allievi e juniores. E se per questi ultimi la stagione ha già archiviato gli appuntamenti di maggior prestigio, gli Under 18 sono attesi dai tricolori di categoria a Firenze dal 29 al 30 settembre. Il tutto è però iniziato con il taglio del nastro per l'inaugurazione della nuova pista sotto gli occhi vigili di Gabriella Dorio, madrina dell'impianto bassanese. Adesso vederla così nuova, rifatta e messa bene così mi fa venire voglia di correre ancora. Ormai comunque lasciamo fare a questi ragazzi che ho qui e spero di vederli fare attività con molto divertimento come l'ho vissuta io. 8 corsie nuove di zecca a ridosso delle tribune, un rifacimento ottenuto grazie al contributo di molti. Come banca del territorio, banca locale, abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo, noi le chiamiamo le 3S, scuola, sport e salute. Una di queste è lo sport e soprattutto lo sport giovanile. L'impianto che viene utilizzato da tutti gli istituti superiori, che tra l'altro sono qui a 300 metri e quindi ha veramente un bacino di utenza che è del comprensorio. È sito nella città di Bassano del Grappa, ma diciamo che per la parte nord-est della provincia di Vicenza è l'impianto di riferimento. Credo che lo sport sia particolarmente interessante e importante per tutte le collettività, soprattutto nei momenti di crisi in cui i giovani devono avere degli obiettivi e delle cose da poter fare dove non hanno grandi costi e dove possono dedicarsi a quello che è, diciamo, il principe dell'educazione, ovvero lo sport. Finalmente abbiamo fatto questo taglio del nastro e da qui adesso possiamo sicuramente ambire a manifestazioni regionali, ma con un po' di buona volontà da parte un po' di tutti anche a livello nazionale. Molti risultati di rilievo con buona parte dei campioni regionali che sono già al top nazionale. Ci sono nomi di atleti che sono stati ai campionati mondiali allievi e che correranno qui e anche ai campionati europei juniores e quindi il numero degli atleti e la qualità degli atleti è sicuramente garantita. Facendo una carrellata dei risultati di sabato, ecco gli ostacoli con i 4 titoli regionali. 100 ostacoli allieve, Virginia Morassutti di Assindustria Padova conferma la propria leadership con 14,67. Mediamente soddisfatta, anche se la prestazione è stata un po' più bassa, cioè più alta, nel senso un tempo maggiore di quello che speravo, però adesso siamo in ripresa, il vero obiettivo sono gli italiani, dove cercherò, oltre che di battere insomma il mio record, anche di diventare una possibile campionessa italiana outdoor. E la giovane Virginia si scopre talentuosa anche in altre discipline. Gli ostacoli sono la mia disciplina preferita, però anche nelle prove multiple insomma mi piace il salto in lungo e anche la velocità, i 200, devo dire che mi sono scoperta anche là. Passando ai maschi, un altro nome noto. Campione regionale è il vicentino Matteo Beria con 14,65 nei 110. Sono partito un po' male, però sono riuscito a mettere dentro degli ostacoli abbastanza bene. Verso la metà potevo aumentare un po' secondo il mio allenatore, però tutto sommato è andata abbastanza bene. Non ho fatto il personale, però sono contento comunque. Matteo Beria è uno dei tanti giovani talenti dell'atletica vicentina, società che a Lubiana ha conquistato uno strepitoso 3° posto nella Coppa Campione Under 20. Per lui ora gli italiani bisogna decidere e in fretta che gare disputare. Questo è un bel dilemma perché non lo so se fare i 110 oppure i 400 ostacoli, perché dobbiamo decidere in queste 2 settimane con l'allenatore e vedere come vanno le gare di domani e soprattutto anche gli allenamenti. Salendo fra gli junior non esaltano i tempi dei 2 campioni regionali Zagnoni e Zerbini, che commentano così le loro prestazioni. Il risultato non è dei migliori, però ho avuto un infortunio a giugno, mi sono rotta un braccio e mezzo insomma, e quindi stiamo riprendendo pian pianino per non buttare insomma del tutto la stagione. Comunque c'è anche l'anno prossimo da junior, quindi pensiamo a rifarci per l'anno prossimo anche.
È stata una gara senz'altro divertente, questo periodo dell'anno è molto importante perché bisogna cercare di fare le gare anche se abbiamo corso tutti sotto le nostre possibilità, però è un periodo dell'anno che ci aiuta proprio per gareggiare e di prepararci di conseguenza per le gare indoor e spezza comunque l'allenamento invernale che se no sarebbe troppo lungo. Bisogna essere in grado anche di correre quando si è consapevoli di essere sotto le proprie possibilità, se no non ci sarebbe più gioco. Passando ai lanci, in luce sempre Giulia Camporese nel martello che con un buon 53,81 si laurea campionessa regionale allieve e punta dritta al podio nazionale. Si spera nel primo posto, però perché comunque in teoria adesso dovrei essere prima in Italia, quindi si spera nel primo posto, però non si sa mai il destino. È iniziata abbastanza bene, diciamo che i lanci di prova ovviamente come in tutte le gare sono sempre migliori, però ho fatto 53,80 più o meno e il mio personale è 55, quindi un po' sotto le mie qualità, diciamo, però va bene così. Nel giavellotto si impone fra gli junior il talento di casa del gruppo atletico bassano Giuseppe Castellan con 57,96, mentre fra gli allievi è Abul Ahmed Mohammad dell'Atletica Vicentina a scagliare l'attrezzo più lontano. Sono rientrato dopo le vacanze avendo male un po' al gomito, comunque è andata bene, ero vicino, ho sfiorato il mio personale di pochi metri, di 1 metro praticamente, comunque è andata bene. Passando infine ai 400, fra le allieve spunta il nome di Irene Vian di Atletica di Marca che commenta così il suo 59,29. L'obiettivo era vincere, quindi ho cercato di controllare un po' e poi verso i 200 metri ho cercato di dare tutto finché ho visto che la gara era pressoché vinta, quindi mi sono un po' lasciata andare. Quest'anno ho un po' incrementato gli allenamenti, non tanto, ma penso di aver accumulato un po' di rabbia dall'anno scorso che sono dovuta stare ferma per un periodo e quindi anche le distanze sono arrivate un po' a facilitarmi perché i 300 erano troppo corti, i 1000 erano un po' troppo lunghi, quindi i 400 e gli 800 sono una buona distanza per le mie capacità al momento. Nei 400 junior invece è un altro prodotto del vivaio bassanese, Elisabetta Baggio, a tagliare per prima il traguardo con 1 minuto e 54 centesimi. Sono partita un po' lenta perché non ero molto sicura di me, però insomma l'importante era raggiungere il titolo regionale nel mio stadio di casa, quindi va bene. Io mi alleno qui 5 volte alla settimana, quindi mi piace un sacco. E sì, la pista è morbida, si va benissimo a correre. Questi sono alcuni dei risultati del sabato, mentre nella giornata di domenica da ricordare il 7,42 nel lungo di Francesco Turatello, miglior prestazione italiana stagionale di categoria.